Ciao a tutti, buon pomeriggio. Eccomi qua con la pasta già bella riposata e quindi io adesso andrò a schiacciarla. La divido per prima cosa in 4, ecco qua, così, in 4 parti. Così, e vado a schiacciarla col palmo della mano, così, le faccio tutte così e poi vado a stenderle con il mattarello inizialmente per poi sfogliarla con la macchinetta sfogliatrice. Ecco, l'ho messa qui, è vicina, ce l'ho fatta. Ecco qua, faccio pure l'altra. Ok, adesso queste le lascio così e faccio vedere che schiaccio una, in modo tale che venga il lavoro semplificato una volta che vado a lavorarla con la macchinetta. Ecco, e vado a fare tutti i pezzi in questo modo. Non c'è bisogno nemmeno di aggiungere la semola. Poi la userò giusto per spolverare il piano di lavoro, ecco, in modo che non si attacchi, per evitare che si attacchi. Ecco qua, così io vado a farle tutte in questo modo. Ecco qua, le ho sistemate tutte col mattarello e ora vado a iniziare a passarla nella macchinetta. Metto un po' di semola sopra, ecco, tocca, giusto per lasciarmela lavorare, e un po' sul piano, così, in modo quando appoggio la sfoglia evita di attaccarsi. Ecco qua. Ora vado e la passo. Allora, al numero 1. Così. Vedete bene? Sì? Faccio un'altra piega, elimino questa parte qui che disturba, la metto qua, schiaccio bene e la ripasso. Ok, e ora vado a passarla allora, 1, 2, 3 e 4. La sfoglia deve essere sottile ma non troppo. Io la passo al 4. Oh, si è spezzata e va bene, non fa niente. La metto così, è sottile, ecco qua. Adesso continuo con questa. Ecco qua, così. Ora vado a fare delle forme circolari, tonde. Ecco, io uso questa da 9 centimetri. Non li faccio né tanto grandi e nemmeno tanto piccoli. Così. Ok. Ora vado e tolgo i ritagli. Ora vado a sistemare su ognuna un mucchietto di ripieno. Che profumo!
poco poco, così, giusto per non fuoriuscire la crema quando lo piego. Ecco qua. Così, continuo con gli altri. Ecco qua, adesso bagno col dito i bordi, metà bordo, diciamo, metà cerchio così, e vado, lo prendo in mano, così, mi aiuto col cucchiaino di legno, così, e vado delicatamente, con attenzione, a piegarlo schiacciando con questo cucchiaino, così, ecco qua, e vado a premere lungo il bordo in modo anche da far fuoriuscire l'aria. Ecco qua, un po' e ne è uscita. Ecco qua. Adesso vado con i rebi di una forchetta a schiacciarlo. Mi sento un po' debole, mi trema la mano e con tutti i farmaci che ho preso per la bronchite, ma adesso è passata in parte. Ecco qua, vedete? Così. Adesso ne faccio un altro, anche perché voglio farvi vedere l'essenziale in modo tale da lasciarmi anche il tempo per poterli andare a friggere insieme a voi. Ecco qua, schiaccio, piego e vado a premere così, con il rebi di una forchetta vado a schiacciare per sigillare il culurcione. Ecco qua, e io proseguo con gli altri. Ecco qua, parte dei culurgionetus di ricotta li ho preparati già, però il problema è che non mi basta il tempo per potervi far vedere la frittura e quindi voglio recuperare facendo un altro video. Io nel frattempo continuo con tutto quello che devo fare e poi ci vediamo nel prossimo video che lo farò a seguito a questo. Ecco, e poi verrà comunque pubblicato prima questo e poi il prossimo. Vi saluto e ci lasciamo così e ci vediamo al prossimo video per la frittura. Ciao!